Appena aperto lo sportello, già una decina le adesioni all'assicurazione contro i furti promossa dal Comune di Limana. Spero di essere impegnata così fino alla fine del mese, è partita benissimo e speriamo che continui così. Ci sono più di 2000 nuclei familiari all'interno del Comune di Limana e speriamo che ci sia una forte adesione e che così secondo me c'è anche una grande coalizione proprio di tutti quanti i cittadini. Tanti, troppi gli episodi, sembra che i ladri non si fermino ed ecco le azioni di amministratori e cittadini. La sirena che a giorni sarà installata nella frazione di Canè, acquistata con una colletta dai residenti, darà l'allarme in caso di elementi sospetti in zona, la copertura assicurativa per i nuclei familiari. Mi sembra una buona iniziativa, do atto al Comune che sta facendo un bel lavoro. 10 euro l'anno per una copertura sia nei danni all'abitazione che dei beni rubati e c'è una raccomandazione: fotografare gli oggetti di valore. Sempre più spesso, a pochi giorni dal furto, vengono rivenduti via internet. È la prima iniziativa del genere attivata nel Bellunese, altri comuni ci stanno pensando. La copertura inizia dal 1° marzo. Lei si è preso questo incarico, distribuirà in tutte le buchette della frazione? Sì, tutte le famiglie, anche perché in bacheca non tutti leggono magari il giornale. Mi ritengo più utile un portale in ogni famiglia, insomma, mettere la sua bocchetta le lettere, la gente la legge e chiaramente penso che sia una buona idea. Sì. Uniti contro i ladri, mandando loro messaggi come questo, perché sono sempre gli stessi che girano, assicurano dalla questura. Speriamo sia un deterrente per tutti loro, che il Comune di Limana e i cittadini del Comune di Limana sono tutti quanti uniti, tutti quanti assieme. Bene l'assicurazione collettiva contro i furti, dice il senatore Giovanni Piccoli, che però aggiunge: non è così che dovrebbe funzionare in un ordinamento democratico. Il governo deve responsabilizzarsi ed incentivare la sicurezza a tutti i livelli.